La pioggia di giugno dà ristoro all'agricoltura, in particolare alla viticoltura dei Colli Euganei, territorio di vini DOC e DOC G, che a maggio aveva patito per la siccità. Al locale consorzio produttori vini sperano che le precipitazioni continuino così, moderate, in vista della produzione 2020. Quella del 2018 fu abbondante e quella dello scorso anno minore, ma di maggiore qualità, soprattutto per l'uva nera e i vini rossi. Su quella attuale si può parlare solo del meraviglioso stato di salute delle piante e quindi dell'uva, però da qua alla raccolta c'è ancora troppo tempo e quindi è impossibile ipotecare il futuro. Il consorzio Vinidoc Colli Euganei è l'unico in Veneto a possedere un proprio laboratorio di analisi interno e accreditato e offre tutti i servizi enologici ai viticoltori. Oggi non si può più pensare di fare investimenti enormi, perché si tratta di investimenti enormi sulla bottiglia o sul marketing legata alla bottiglia, quindi è frutto di un progetto e il progetto deve essere fatto appunto partendo dal vigneto, da quello che si vuole arrivare a produrre. A poca distanza la cantina Colli Euganei di Vo si vive il post-Covid in chiaroscuro. C'è la clientela fidelizzata, ma i problemi sono più logistico-commerciali. Abbiamo qualche problema con tutto il settore, che è quello che è un po' più in difficoltà, dei ristoranti dei nostri colli, dei ristoranti del nostro territorio, delle enoteche, un po' di problematiche ci sono per l'estero, per più logistici che non di problemi proprio commerciali.